Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera ci sentiamo proprio di dire con la massima sincerità: Giorgia, guardati dagli amici dell'ultima mezz'ora, neanche dell'ultima ora, perché notoriamente sono i più interessati, i più infidi. Allora intendiamoci, Giorgia Meloni non ha sulla carta un grande bisogno di questo Consiglio, perché ha troppo presente la storia della destra italiana, ha troppo presente la parabola di Gianfranco Fini, quando si convinse davvero che i suoi amici dell'ultima mezz'ora, cioè tutto il caravanserraglio progressista anti-berlusconiano, fossero amici sinceri e davvero puntassero su di lui per aprire un futuro politico. Si è visto poi come dire, il futuro mai avverato di Gianfranco Fini. Ha troppo presente i birignao e le trappole del mainstream, ha dimostrato in passato di essere molto sul pezzo da questo punto di vista. Però diciamo anche nel suo caso ci permettiamo di dire repetita iuvant. Perché lo diciamo? Perché è un po' fluvio in questi giorni, è veramente è un fiume in piena di consigli ovviamente disinteressati nel supremo interesse del paese alla nostra Premier all'unisono. È un coro che canta una messa sola: Giorgia vota Ursula, ed lo stanno dicendo tutti. Oggi gliel'ha detto con lo stile ovviamente allusivo, professorale, indiretto, che lo contraddistingue, Mario Monti sul Corriere della Sera, sostanzialmente, no? In un editoriale intitolato Un ruolo per l'Italia. Questo ruolo sarebbe puntellare l'asse franco-tedesco, anche se lo stesso Monti definisce un po' in disarmo l'asse franco-tedesco, e se Monti lo definisce così, figuratevi quanto è in disarmo nella realtà, visto che Monti è stato uno dei principali guardiani dell'asse franco-tedesco negli ultimi lustri in Europa. Però è evidente che lo sbocco poi fattuale politico di questa lenzuolata professorale è: Giorgia vota Ursula, allineati all'Ursula bis. Ma glielo stanno dicendo in tantissimi. Gliel'ha detto a Sky TG24 Filippo Sensi. Sicuramente sarà un consiglio disinteressato, essendo Sensi senatore del PD, essendo stato portavoce di Rutelli, essendo stato portavoce di Renzi. Sicuramente è un consiglio proprio che ha come obiettivo, no, il futuro politico di Giorgia Meloni. Ma qualunque diciamo commentatore del mainstream, è pieno di giornalisti di Repubblica che nei talk si affannano a dare questo consiglio a Giorgia perché loro ci tengono alla vita politica di Giorgia. Tutti, insomma, il coro dice vota Ursula. Allora, ma scusate, ma perché dovrebbe essere nell'interesse politico di Giorgia Meloni, della destra italiana, allinearsi a questa operazione? Cioè, focalizziamo un attimo l'operazione Ursula bis. E la von der Leyen, all'indomani del voto europeo, non è che ha preso atto, diciamo, dei mutati equilibri, del palese vento mutato in Europa, soprattutto nei paesi diciamo strategici storicamente, economicamente dell'Europa, che era chiaramente un vento di destra. In vari sensi la destra, per fortuna plurale, non è un monolite, ma comunque un vento di destra. No, Ursula si è rivolta ai contraenti del vecchio patto che reggeva l'establishment europeo, quindi popolari, vincitori del voto indubbiamente, socialisti, niente affatto vincitori del voto in molti paesi, liberali, niente affatto vincitori del voto in molti paesi, verdi addirittura vincitori del voto da nessuna parte, eppure con un potere ideologico di penetrazione incredibile, perché i verdi hanno ottenuto da Ursula l'impegno nero su bianco che nulla osta, nulla cambierà sul Green Deal, che già solo questo è una motivazione per ogni conservatore autentico per starne fuori. Ma comunque si sono riorganizzati tra loro, si sono rispartiti i top jobs tra loro, poi improvvisamente Ursula si gira alla sua destra verso Giorgia
e le dice, sai, però potrei avere qualche francotiratore in questo asse, non è che ti aggreghi anche tu, poi ovviamente ti diamo un posto, una vicepresidenza, un posto in commissione, beh, ci mancherebbe altro, però ecco, ti aggreghi all'ultimo perché potrei avere qualche problema. No, ma scusate, non è una operazione politica per cambiare l'asse europeo, è un accodarsi al vecchio asse europeo. Questo chiede Ursula, non diciamo che è quello che sta facendo Meloni, auspichiamo che non è quello che farà Meloni, è quello che gli chiedono tutti questi amici dell'ultima mezz'ora. E già solo questo, ci permettiamo di dire, è un argomento per non farlo, già il fatto che lo chieda Mario Monti, che lo chieda un uomo importante del PD, ex portavoce di Renzi, che lo chiedano i giornalisti di Repubblica, che lo chieda il mainstream in coro, è esattamente un motivo per starne fuori. Da questo punto di vista, la cronaca politica vuole che si dica che il posizionamento della Lega è il più nitido, cioè chi non crede al Green Deal ideologico, chi non crede al dirigismo europeo, chi non crede alle eurofollie assortite, chi non crede che il compito dell'Unione sia costruire sempre più burocrazie e regole sopra i suoi cittadini, ma diciamo vuole una virata verso l'economia reale e le persone reali, starà fuori da questa Ursula bis, perché non toccare palla in questo singolo caso è meglio che toccare la palla altrui e ridursi a vassalli altrui. Nessuno sa questa cosa sulla carta meglio di Giorgia Meloni, quindi siamo fiduciosi. Giorgia, guardati dagli amici dell'ultima mezz'ora. Grazie a tutti, a domattina.